innervidito della viva. Dietro le case del borgo l'albero delle marene spargeva un'ombra pigra. Anche le cicale nella vampa del meriggio sonnecchiavano la siesta. Lei lo accarezzava sui capelli e con le sue labbra mi sfiorava e sottovoce svelava sospiri e segreti da nulla e ad occhi dischiusi attendeva la nostra invidia impotente che ci annebbiava lo sguardo, trattenersi e poi svanire. Mi passava tutto questo sopra l'anima stordita, lei consapevole e beffarda viveva la sua noia ancora ignota, e noi un passatempo appena umido, bisognava pure tirar sera, per quello con la gilera, per quello con la gilera. Quel caldo pomeriggio sulla riva e così lontani da lei che si vedeva un futuro già afferrato dalla mano salda di quello che passava al vespro, di quello con la gilera. Sopra l'anima stordita, lei consapevole e beffarda viveva la sua noia ancora ignota. Noi un passatempo appena umido, bisognava pure tirar sera, per quello con la gilera. Noi un passatempo appena umido, un giorno che non era cosa vera, bisognava tirar sera. Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo già capito di cosa tratterà la serata, questa bellissima introduzione elettroacustica in cui questo trio, dalla denominazione francamente impronunciabile. Devi dirla, scusa, se no non fai il tuo mestiere se non la dici. Wal FMF, arabo praticamente, sono finite le vocali, comunque vuol dire with a little help no, my friend, svelato subito Lennon, McCartney, Harrison, manca solo with a little Ringo. help from my friend. Ecco, però se vi è difficile questo, come diciamo prima, c'è il sottotitolo Crumbled, che vuol proprio dire Crumbled Orchestra. ecco, incistarsi un po' sulla pronuncia. Poi ricadono nella facilità a tutti i costi con album, cioè evitando di dare un titolo alla raccolta. Una raccolta che direi sta benissimo in libreria, nonostante qua non capita così spesso di presentare i dischi, scusate, abbiamo presentato tante volte i libri musicali, i musicisti, questa sera invece presentiamo proprio un disco, questo album che è in sostanza, mi viene da dire, anche una raccolta di racconti, per cui è comunque al posto giusto. Sono tranci di vita in cui si parla delle esperienze, delle storie, di tutto quello che la vita ha portato a loro e loro vogliono condividere con noi. Questo primo pezzo era, diciamo, io direi una delle parti più importanti della vita, che
che è quello dell'amore. Poi ci saranno nelle altre stazioni, si toccheranno altri temi, perché in questo disco c'è il sociale, c'è il politico, c'è il ricordo e c'è anche la visione comunque di un mondo che tutto sommato va anche avanti e ognuno di noi può dare il proprio contributo per ragionare, fare qualcosa per renderlo migliore. Io adesso lascerei la parola a qualcuno. Se mi fai una domanda, sì. Ah, faccio una domanda. Chester, perché l'hai chiamato With a Little Help from My Friend, il tuo gruppo, che poi siete voi tre? Sì, in effetti è un gruppo un po' particolare perché sostanzialmente di noi nel disco ha suonato solo lui, perché noi abbiamo solo o cantato o composto o scritto, no? Abbiamo lasciato ai nostri amici, in questo senso With a Little Help from My Friend, perché questo disco è stato costruito insieme ad un sacco di nostri amici, musicisti, artisti, che si sono prestati per questo progetto. Sono amici di vecchissima data, alcuni, altri di giovane data, ma tutti grandi amici. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima in dalle parti di Alessandria, un paese che si chiama Frascata, in un piccolo studio che c'era lì, no? E di lì sono passati almeno 12-15 musicisti che ci hanno aiutato per comporre per scrivere, per arrangiare queste canzoni. Ecco, questo è stato. Ed è un'esperienza che a me personalmente è rimasta nel cuore, perché ho riapprezzato veramente l'amicizia e la musica, queste due cose insieme che sono meravigliose. Vogliamo passare al secondo pezzo o passiamo al secondo chitarrista o primo inter pares chitarrista? Primo inter pares. Ma noi avevamo in mente da tempo di fare un album e sentite? E questa ci abbiamo pensato qualche anno. Poi alla fine, continuando a sentire gli altri che cantano nei dischi, a un certo punto ci è venuto voglia anche a noi di sentirci cantare nei dischi. E allora insieme abbiamo affrontato questa avventura. I Numantini avevano già prodotto un disco, Save the Date, per conto loro, e Chester non è la prima esperienza. Per me invece è stata la prima, è molto bella. Ecco, dicevamo allora, Chester ha suonato nei Numantini, è stato ed è ancora un animatore culturale, presidente del consiglio comunale, è una realtà. Ivo Rabolini invece da anni vive nel Veronese ed è un affermato e apprezzato attore di teatro. Per quanto riguarda Alberto Mazzenzana, che non ha il microfono, ci dirà lui invece i suoi trascorsi. I miei trascorsi, no, sono tremendi. Vabbè, intanto i Numantini, perché qui c'è un'anima Legnano, no? Siamo tutti, chi non li conosce, e quindi attualmente ancora milito nei Numantini, mentre Chester era il Numantino di vecchia data, pure Ivo invece sono entrato dopo. No, invece volevo dire, intanto c'ha un senso che si chiami album, questo album. Scusate, ma il calemburo sono belli per quello, perché sono una raccolta di musiche che hanno composto negli anni e sono quasi delle fotografie di momenti, sia loro, vi parlo di loro perché sono musiche che hanno composto loro, momenti, sensazioni che hanno vissuto loro nella vita. Io sono stato tirato dentro, dico la verità, così, per il Pavero, perché ho detto, ma dobbiamo fare questa cosa qua, c'è il mio amico lì, andiamo a vedere, insomma mi hanno ingolosito, ho detto vabbè, no, vengo a vedere, sai quelle cose, ti vengo a vedere e poi la sposi, finisce così. Però anche a me è piaciuto molto, infatti sono innamoratissimo di tutti questi pezzi e devo dire che ci abbiamo lavorato tanto per dargli come dire, perché le storie, la musica c'è, però anche attraverso l'arrangiamento, attraverso l'uso degli strumenti abbiamo tentato di dare un significato a quello che
che si andava raccontando, sia con la musica che con le parole. E speriamo di esserci riusciti. Poi c'è qualcuno che dice ma è un disco, sono canzoni un po' anche come arrangiamenti, riecheggiano molto gli anni 70, effettivamente è così, è inutile che ci raccontiamo, siamo figli di questa cosa, ma anche orgogliosi figli di questo periodo, perché io francamente non saprei fare nulla di quello che c'è in questo momento nel mercato pop della musica, ma proprio perché non mi prende. E secondo me c'è un sacco di gente che ancora sta aspettando cose come le nostre, secondo me. Tatum? Tocco, aspetta. Basso numero 1, basso numero 2. Aspetta di attaccare, vedi. Il secondo pezzo si chiama? I deserti della Persia. E se n'è andato via lontano, chi lo sa, alzi la mano, via lontano, via lontano, chi lo sa, riportatemelo qua, via lontano, non lo so, via lontano me ne andrò, via lontano, via lontano, via lontano, via lontano, via lontano me ne andrò.
Ivo, questa l'hai scritta tu? Sì, l'ho scritta io. Sì. Ecco, perché oltre ad andare in quel di Verona, lui è stato tanti anni anche in Persia e magari ti ha ispirato. Ci dici qualcosa in merito su questo deserto della Persia? Sì, la Persia è un'immagine, la Persia è una fantasia, la Persia è una realtà, la Persia è una meraviglia che rimane dentro. Chi c'è stato lo sa e non riesce più a staccarsi. Non sono solo i monumenti, ma sono le persone, l'anima della gente. L'anima della gente non vi lascia mai, sono gente molto accogliente. In questo caso però è post-Persia, perché questo cavaliere veniva dai deserti della Persia e dalle giungle dentro sé e si è andato a impiantare in questo posto dove c'era la neve e la sella sulla neve, eccetera. Un momento di vita. Ecco, un'esperienza da cui Ivo ha tratto ulteriore ispirazione per il suo romanzo che si chiama Collisioni, che si svolge appunto in quelle terre con legami poi in tutto il mondo, ramificazioni in quello che sta succedendo oggi di questi tempi, ma a partire anche lì da questa sua esperienza che evidentemente l'ha toccato molto per gli anni che ha passato. Io dicevo Iran, ma lui giustamente dice Persia. No, Iran è un nome recente, Iran è stato nominato negli anni 20, è stato chiamato negli anni 20, comunque la terra degli iranici o degli ariani.